E riparte il famoso quiz. Chi c'è dietro Desiree? Dai, ma è iniziata la puntata. La faccia dai. nascosta, chi c'è dietro Desiree? Allora, si vede chiaramente. Il premio sarà impressionante. La tua faccia, la tua voce, si vede. Si vince una panda, pandare al mare, pandare in montagna. Guarda, sei mezzo inquadrato. Chi è? Sei mezzo non inquadrato. lo indovinerete mai. L'hanno indovinato? Sì, sì. Oggi andato, cucineremo ragazzi. delle ricette. Cosa? Allora, delle ricette che di solito si mangiano al piatto. Alziamo il livello, alziamo il livello. Eh? Alziamo il livello. Esattamente. Esattamente volevo dire questo, che oggi si faranno delle ricette che di solito si fanno al piatto. Tu conosci la Caesar salad, vero? La conosco. Oh, la Caesar salad. Buona. Sai cosa c'è nella Caesar? Mamma mia, il pollo, c'è la lattuga, Il bacon. la salsa Caesar, famosa Che la andremo salsa a Caesar. preparare. Andremo a preparare la salsa Caesar. Cominciamo da questo? Dai, Cominciamo da da due questo. cose. Uno, ci iniziamo a steccare il bacon. A questo volumetrico Sì? prendiamo il bacon. Tu lo sai che cos'è il bacon? Il bacon è questo. Quale parte? Tu lo sai cos'è il bacon? Questo. Questo? Cos'è il bacon? Il bacon Maiale. è la pancetta di maiale. E due ci bastano per fare... Perché lo sai qual è la novità? Che non faremo una Caesar salad. Faremo una Caesar salad. Hai detto ma tu, andiamo a facciamo una Caesar mettere in salad? mezzo al pane. Davvero? Sì. E ti faccio Quindi vedere. fai una specie di burger salad? Questo è l'impasto del pane che abbiamo fatto, che troverete in didascalia. Certo. E vi dico come l'ho preparato. Ho fatto così, Sì? poi gli ho dato questi avvolgimenti così. Ah, che carino, un rotolino. Così, rotolino così. Che cos'è, Poi- una pagnotta? No, viene un pane un po' striato, un po', capito? Sì, Poi sì. fatto così, vedi? L'ho tagliato così, vedi? Hai fatto che? Delle E ho pagnottelle? fatto così, vedi? Ah, guarda un po'. E ho fatto dei paninozzi in questo modo. Bene. La ricetta la troverete perché è un impasto un poco molto idratato, devo dire, capito? Beve molta acqua. Sì, esatto. Un impasto abbastanza idratato che poi noi prendiamo una bella teglia, così, così come vedi, Tipo, bello... come posso dirti? lo Che andremo a forma mettere hanno? così. Tipo delle girelle? Sì, una specie di Mi dai la girelle. pinza, mi dai la pinza. Posso girarlo io? Sì, vai. Dai, ti prego, fammelo Vai, girare. vai. Posso? Sì. Gires. Ma guarda che reazione di Maillard, ragazzi. Brava. Guardate qua. Ok. Guarda, sul pane, guarda. Andremo a mettere della farina così, che gli dà quella rusticità. Quella rusticità. E andiamo a mettere in forno. Sì. Però, qual è il miracolo? Che l'abbiamo già fatto. Ed eccolo qua. Ma questo l'hai comprato al panificio. Sei patate. Dai, E non l'abbiamo l'hai già fatto fatto. tu quello. Dai, smettila, dammi. Cioè, meno male che il pubblico sa cosa faccio e cosa sono e cosa posso fare. Perché tu tendi sempre a denigrarmi. Questo Non è io lo vero. tolgo. E già questo l'abbiamo E fatto. questo è pronto. Così. Poi, seconda operazione. Ti ripeto, andremo a mettere tutto nei panini. Dai, È una cosa ci bella, sto, dai. ci sto. Prepariamo, questo lo leviamo. E ci prepariamo la Caesar salad. E allora, Caesar salad. Cominciamo con un rosso d'uovo. Ti premetto che la Caesar salad è sì simile a una maionese, però non è consistente come la maionese, perché deve proprio andare a condire l'insalata. Ecco fatto. Ecco. Ma come Va faccio bene. queste cose, Gioia? Tieni qua, Questo lo grazie. buttiamo qui. Solo uno te ne serve uovo? Uno solo. Un uno uovo. solo. Mi dai la frusta? Mi dai la frusta? Questa? Picchiami. Vado? La No, frusta, vai tu. picchiami. E andiamo La a fare ripete. questa musione così, guarda. Olio di semi? Sì, leggero. Vuoi che te lo verso io? Ma leggero a filo, sì, Leggero grazie. a filo. Mi fai un grande favore. Leggero a filo. Dai.
Perfetto, perfetto. Non mi chiamate ragazzi, non mi Stai andando alla distraete. grande, guardate ragazzi, quando si dice la sinergia, Non mi distraete. noi siamo sinergici. Ma se la compravi? Ma dai, facciamo vedere che certe cose le salliamo fare. Fermati un andando attimo, bene? fermati un attimo e ora riprendiamo. Un cucchiaino me lo dai? Senape. Vado? Badi, Così? badi questa, badi Senape? questa. Mettila dentro. Vai. Sì. Ora un'acciuga. Un'acciuga. Che è sta pinza? Che problema ho avuto? Vabbè. Se tu dici. Ecco, questo Vado? no, aspetta, dobbiamo. No, non la mettere intera, aspetta. Stiamo sminuzzando un pochino così. Ok. Ora derrammi un altro poco di olio. Piano, 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 bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ci siamo? Allora. Adesso un pizzico di sale. Dai. Pizzichino di Pizzichino sale. di sale. E andiamo a sbiancare Sì. con un non nulla di aceto. Mi dai un cucchiaio? Così. Ah, aceto. Aceto? No, aceto. Alza un po' il livello, dai. Esattamente, ci vanno queste gocce di aceto, così. Madonna, se vuole dare un assaggio mi farebbe un favore. È già pronta? Sì. È una Caesar a tutti gli effetti? Yes. Yes. La Caesar, come si fa? Non era così. Com'è? Le voglio indovinare tutte, le voglio indovinare tutte. Ecco, e qui abbiamo la base per la nostra Caesar salad. Buona. Adesso questa si chiama lattuga, Sì. che molti la chiamano nostrana, e invece questa è la lattuga romana. Lattuga romana, Quella che anche io la chiamo cappalla, lattuga romana. non è la lattuga romana. Ok, facciamo così, un altro taglio qui e facciamoci una bella julienne di lattuga. Dai. Così. Vai. Tutto espresso. A questo punto prendiamo una paddles. Sì. Mi prendi un piatto a barchetta? Ma certo. Mettiamo questo qui, accendiamo, mandiamo al massimo. Stiamo componendo quella che è la Caesar salad. Ecco. Prendiamo questo bianco d'uovo, così che non buttiamo. No. Ce ne mettiamo un altro Dai. di uovo. No, 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 uovo tutto. Tutto quanto? Che fai? Me lo sbatti quest'uovo? Ma Grazie. certo. Grazie. Mettiamo dell'olio d'oliva. Così. E voilà. Perfetto, bello veloce, veloce. Prendiamo il pan gratin. Brava. Abbiamo fatto? Perfetto. Stoppa. Stoppa. Fermate! Oddio. Prendiamo queste belle pezzette di pollo. Straccettini? Sì, straccettini. E facciamo delle mini cotolettine praticamente, Brava. giusto? Delle Brava. mini cotolettine Di pollo. di pollo. Allora, nella Caesar salad il pollo ci può andare o ai ferri, proprio piastrato, o più comodamente, più Più gustosamente. gustoso. Ce lo mettiamo così, capito? Uno e una, due. E così. Così e così. Questo non Ecco. butta perché ci serve poi di nuovo. No, questo lo conserviamo. Mettilo qua che ci serve di nuovo. E andiamo a comporre la Caesar salad. Dai, andiamo. Prendiamo una Sto facendo bowl, una dieta a base di lattuga. una bowl e mettiamo la Caesar. Lattuga tutto il giorno. Lattuga. Solo lattuga. Così. Senti, ma per questa foglia ci siamo confusi. Mettila, dai. La cotolettina intanto va avanti. E qui mettiamo questo. E qui siamo un pronti. po' di santo olio ci vuole.
Prendiamo la bella... Il nostro bacon. Qua, questo lo poso. Nel frattempo la cotolettina sta andando avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questi ce li conserviamo, ti faccio vedere per che cosa. Vabbè. Ah, metti là. Lo mettiamo qui. Una pinza, qua è la pinza, qua Eccola. è la pinza. Le nostre cotolettine stanno andando avanti alla cottura. grande. Così. Così. E ecco. Così. Stiamo andando. E questa è fatta. Andiamo a mettere un solo cucchiaio di... Mi dai il cucchiaio di? Cucchiaio di? Questa meravigliosa. No, la Caesar la metti qua, Caesar, mamma mia così. ragazzi. Mamma mia. Così. Come mischiamo? A little bit of salt. E mischiamo. Questo così. Si sta insaporendo tutto del sapore saporistico. Sì. Nel frattempo il petto di pollo ci siamo quasi. Quasi cotto. Quasi cotto. Apricot. Ecco. Usiamo sempre questo piano di cottura, cioè piano di lavoro. E guarda che ti faccio. Spengo innanzitutto. Prendo questo. Faccio così. Ah. Poi così. Facciamo dei tocchetti proprio, guarda un po'. Poi così. Andiamo dentro così. E ora passiamo... Non la metti un'altra? No. No? No. Ti spiego perché. Passiamo a comporre i nostri meravigliosi Vuoi un pani. piatto, senti? Sì, ti do un prendi piatto quadrato, questo grande. Però no, non mi serve, dopo sì. Prendiamo il coltello per tagliare questo meraviglioso panino. Ecco. Così. Senti che parfum? Con o senza mollica? Senza, ci serve senza. Viene un po' più croccante senza mollica. Esatto. Così. Che deve diventare un contenitore. Senti, facciamo i consigli per i consigli. Ah, do la rima del consiglio per i consigli. Dai. Allora, abbiamo fatto un piatto che va nel panino, consigli per i consigli. Vabbè, non lo dire più, faccio la rima. Non lo dire più, faccio la rima. Ma dov'è la rima? Ma dove sarebbe la rima? Dai, dove sarebbe? Per me la rima c'era, è lei che non la capisce la rima. Ecco qua, guarda che facciamo, Desi. Allora, andiamo a comporre i nostri panini Caesar. Quindi abbiamo messo salsa Caesar bella abbondante su come base. Esattamente. Esattamente hai ragione. Poi, guarda cosa facciamo. Prendiamo questo meraviglioso pezzo di pollo. Sì. Ah, la metti tutta intera così. Qua, così. Prendiamo questo meraviglioso pezzo di pollo e lo mettiamo qua, direi, così. Prendiamo direi. questo bacon qua. Qui ce ne mettiamo di meno, sai perché ce ne mettiamo di meno? Perché? Che venì. Vabbè, questo me lo mangio io. Perfetto. Poi? E poi andiamo a mettere la nostra Caesar. Mi dai un altro cucchiaio così? No? Ma certo. Così. Queste volte le mani sono la cosa più bella del mondo. Ah, quindi Caesar di sotto, la nostra insalata è condita con salsa Caesar, quindi diciamo un doppio sapore. Chiudiamo e effettivamente è un panino bello leccornioso. bello saporita, la Caesar salad, possiamo chiamarlo panino Caesar salad? Si chiama così, l'ho chiamato. Proprio così, l'hai chiamato tu così? Sì, Caesar salad, la Caesar in un panino. Te l'ho detto io. Sì, esatto, mi hai detto tu. Perché ne hai fatti due? Vabbè, sai, sperare non è mai... Aspetta, non toccare niente, che devo fare una cosa. Ti faccio vedere cosa faccio. Dicevo, non toccare niente, che ti faccio vedere una cosa. Questi li mettiamo qua e per ora li mettiamo da parte. Non sono finiti?
Poi dobbiamo uscire insieme, no? No, certo. Allora, usciamo insieme così. prima Questo è ricetta, tutto diciamo, bene di conclusa. Dio. Andiamo ricetta conclusa. con la seconda preparazione. La seconda preparazione. Che prevede? Che prevede che ci serve un flash, un non nulla per togliere questo. Dai. Allora, partiamo con la seconda preparazione. Brava. Che abbiamo? Che abbiamo fatto? Ti ricordi questa padella dove abbiamo fatto la cotoletta? Esatto, Poi sì. il secondo panino, mi dai un cucchiaio? Un cucchiaio. Dammi un cucchiaio. Che facciamo? No, una forchetta, scusa. Una specie di frittata? Sì, ma potevi rimettere al suo posto. Vabbè. Allora, Così. quindi l'uovo Andiamo sbattuto. Ecco qua. Mi dai la Marisa, la Marisa? Eccola. Marisa. Ecco qua. Benissimo, questo lo posiamo. Sì, mi dai anche un po' di olio, che io lo aggiungiamo. E ti faccio vedere, abbiamo sfruttato quell'uovo che teoricamente avremmo dovuto degettare, giusto? Un pizzico di sale me lo dai? Metto? Sì, qua sulla... Brave, brave. Ecco qua. A questo punto guarda che ti dico, prendi questa ciotolina, Che devo fare? mi metta un non nulla di aceto, là, e là, un cucchiaio d'aceto. Un cucchiaio d'aceto. Un cucchiaio d'aceto. Ecco, Vediamo? un cucchiaio. Va bene così. Mettiamo dell'olio d'oliva. Qui? Sì. E dov'è? Là, nel coso rosso. Questo? Sì. Ah, olio, ok. Poco? Sì. Metti, no, metti. Metti. Oregano. Origano. Un pochino di sale. Sbatto un po'? Sì. Un pochino di sale. L'hai salato? Sì. Questo lo possiamo spegnere e mettere qui per adesso. Adesso prendiamo queste. Spostati un attimo, madame. Tu continua imperterrita. Prendiamo questa padellina e andiamo a creare una besciamella con le verdure arrostite che dà quel senso di affumicato, sai? Come la facciamo? E ora ti faccio vedere. Questo lo mettiamo di qua per il momento. Brava, continua così, mi sta piacendo veramente. Sì, nel frattempo mi muovo io e prendo un cucchiaio. Tutti i lavori indispensabili qui dentro. Se non ci fossi tu. Guarda, vedi come sta galoppando. Mettiamo un pochino di farins, così. Basta? Continuo. Va bene ancora? Continuo, non la finire più. Non te la faccio finire C'è un più. massaggiatore qua. Ce l'abbiamo? Mi dai un po' di olive oil, per favore? Basta ragazzi, va bene, tieni. Vabbè, allora, dai. quindi cosa stiamo facendo? Abbiamo fatto... Stiamo facendo un roux per fare una besciamella di verdure. Ma lo fai con l'olio così? Sì, certo. Invece Sempre del grasso, burro? sempre grasso. Perché è rustico il tutto. Ora, con un cucchiaio, Sì? mi nappi queste verdure. Di farina? Sì. No, con un Questa? cucchiaio della cosa che hai fatto. Ma che ne so, ah, di questo, vabbè. Sì. Brava, bella annappatura. Questa besciamella adesso sai che cosa avrà? Un sapore di verdure affumicate. Perfetto. Cioè, ma ragazzi, Mamma mia. ma che ragazzi. classe è? Ma veramente, esattamente devo dire che è la forma giusta per alzare un po' il livello. Sto dicendo una bugia, chiaramente, non ci credete. Che hai detto? Ecco, niente. Guarda, Daisy, guarda. E abbiamo fatto questa meravigliosa bechamel. Così. Scioccante, Pizzichino di sale. Sono dei panini un pochino diversi. Particolari. Allora, La bechamel. E cominciamo a comporre preparare il panino. il secondo panino. Prendiamo i due panini. Così. Così. Smolecchiamo. Smolecchiamo. Ecco. Mi aiuti a smolecare?
Ecco qua. Brava! Ti ricordi cosa avevamo fatto con l'uovo? La frittata. Brava, l'hai detto. Eh? L'hai detto, sì. Ah, vero, abbiamo anche la frittata, pazzesco. Ok, perfetto. Andiamo a prepararci. Ah, Guarda. Scusa? Scusa? Togliamo questa mollica di pane. quindi mettiamo anche la frittata? La butti? Ma tu hai detto vegan. È Panino vegan, è vegan. Vegetariano, le uova le mangiano. Vegetariano. Esatto, vegan. I vegani no, Veggie, giusto? no, veggie è veggie, non è vegan, scusami. Ah. È veggie, di conseguenza. Veghi quello Veggie che chi tu devi che fare, fare, dai. no? Esattamente. Vabbè ragazzi, ve lo volete mangiare, ve lo mangiate, non volete... Mangiatevelo. Allora, quindi provola. Bella scamorza, guarda che Questa bella. cos'è? Scamorzo provola. Scamorza bianca. Quello l'ha messo lì, l'ha rotto a metà per non farmelo mangiare a me. Mangiati questo, dai. Ani. Cioè, veramente, ragazzi. Poi andiamo a mettere la nostra besciamella che darà una certa morbiditudine. Buona. Ora mettiamo la frittatina. Dai. Veramente non è una frittata, è un omelette. Così. Ecco. Un bel panino sostanzioso, no? Mamma mia. Gli americani passano per E quelli quelle? che sanno fare i panini, ma noi non scherziamo neanche. 1, 2, 3 e 4. Ecco fatto. Ecco fatto. Ecco. Adesso diamo il tempo di dare il tempo, facciamo Piazza Pulita e siamo da voi. Il tempo di dare il tempo vuol significa dire che il diamo tempo di tempo dare al tempo, il tempo è tempo. Allora mi ha chiamato il più famoso paninaro americano. Chi è il paninaro americano, scusa? Si chiama John Sandwich. Ti levi dalla mia, è mia questa. Ma l'hai comprata, Ecco, scusa? è mia. Ciao ragazzi, a dopo. John Sandwich. E allora mi ha mandato un messaggio John Sandwich, John Sandwich. che è uno dei migliori paninari americani. Allora facciamo una cosa. Qui ci sono i panini. Diamo un taglio e andiamo all'assaggio? E diamo Allora. un taglio. Cominciamo da questo. Questo devo dirti che mi Ti ispira. ispira particolarmente, cioè andiamo così. rientra più nella sfera delle mie preferenze. Registro. Ta-dam. Madame, a voi. Ta-tan! Al contrario, il panino è messo al contrario. Così? Brava, sì. Comunque, se devo essere sincero, all'abbraccio preferirei l'assaggio. Niente. Contentate dell'abbraccio. Chi si accontenta gode. E com'è, com'è? E com'è, com'è? E dimmelo, com'è, com'è? Com'è, com'è? Boh. Io non assaggio. Andiamo all'altro? Perfetto. Tagliamo. Diamo il colpo. Ta-da! Al contrario, poi ho messo al contrario, va bene? Sì. Questo dimmi com'è. Questo è più è cremoso. Senti, me lo lasci su. Me lo lasci su pezzettino. Questo. Va bene.
Signori, è finita così. Anche stavolta non ho assaggiato, ma capiterà. Ma la verità è, chi c'è dietro di sé? Non lo indovinerete mai! Mai. Non lo possono indovinare. Il Caesar panino per il panino. 500 g di farina 00, 350 g di acqua, 12 g di lievito, 25 di zucchero, 10 g di sale, forno statico, 200 gradi per 15 minuti. Per la Caesar salad, una lattuga, un petto di pollo, 50 g di parmigiano grattugiato, per la salsa, 2 tuorli, un cucchiaino di senape, olio evo quanto basta, 3 filetti di acciughe, uno spicchio d'aglio. Chiamano i veghi. Per il ripieno, 4 fette di melanzane alla piastra, un peperone alla piastra, 100 g di scamorza bianca. Per la non bechamel, 50 g di latte, 30 g di farina 00.